Strattonamenti, mortificazioni, frasi umilianti con bambini tra i 3 e i 5 anni quotidianamente ripresi con urla e la prospettiva di castighi come la sottrazione delle scarpe di un pupazzetto o il temporaneo isolamento dal gruppo. È uno scenario da incubo quello che emerge dall'inchiesta della Procura di Rovigo sulla scuola dell'infanzia di Polesella. Lo stesso giudice delle indagini preliminari ha accolto la richiesta di sospendere le 3 maestre indagate. La misura cautelare, che durerà per un anno, è stata eseguita dai carabinieri dopo l'interrogatorio. L'ipotesi accusatoria nei confronti delle 3 maestre di 61, 58 e 44 anni è di maltrattamenti continuati in concorso tra loro, ai danni e in presenza di minori e con abuso di poteri inerenti un pubblico servizio. I fatti sarebbero avvenuti più volte, tutti accertati nel 2024, dopo che a dare il via alle indagini era stata la denuncia di un genitore. I carabinieri hanno raccolto testimonianze avvalorate da intercettazioni audio e video nella scuola, frame che non avrebbero lasciato spazio a dubbi. L'interdizione degli insegnanti, spiegano dalla procura polesana, è stata decisa non solo per i pesanti indizi emersi nei loro confronti, ma anche per evitare la reiterazione di comportamenti simili e per il fatto che le indagate hanno contratti a tempo indeterminato, risultando ancora in servizio.